Amici di Tanta Salute, ben ritrovati a tutti ad un nuovo appuntamento dedicato alla medicina, alla salute e alla bellezza. Tantissimi gli argomenti che affronteremo in questa puntata, allora non perdiamo tempo e diamo subito il benvenuto al dottor Corrado Palmas. Benvenuto dottore di SOS Turismo Dentale, esperto in turismo dentale. La sua azienda che opera in Moldavia, insomma, cura più di 3.000 pazienti all'anno. Noi ci siamo già conosciuti nelle precedenti puntate, però vogliamo parlare ancora di più del turismo dentale. Ecco, oggi il tema della puntata sarà la telemedicina, ovvero l'invio dei dati dei pazienti all'estero. Però facciamo un passo indietro. Perché, dottor Palmas, lei ha deciso di aprire una clinica in Moldavia? Sviluppo, ricerca di linee dentali innovative. Sapete che la ricerca oggi si fa in nazioni che sono altamente competitive dal punto di vista tassativo, perché lì è possibile fare con un euro e un litro di benzina 100 chilometri. Invece ci sono altre nazioni dove con un euro di benzina fai solo 1 chilometro. Insomma, il costo della vita è molto basso, è meno caro rispetto che l'Italia. Sì, lavoriamo tanto, lavoriamo anche 10 ore al giorno, i salari sono più bassi, siamo tutti giovani e tutti con tanti progetti altamente innovativi. Ecco, come fate ad abbattere il costo in Moldavia? Perché molti dicono, ah, sicuramente useranno materiali scadenti provenienti dalla Cina, queste sono, insomma, le cose che si dicono maggiormente. No, usiamo tanta tecnologia, lavorare per esempio col digitale è uno dei modi di abbattere i costi, perché quando tu devi rifare i lavori oppure fare a mano completamente i lavori è lì che aumenta notevolmente il costo poi dei manufatti che vai a eseguire. Noi oggi col computer possiamo andare a progettare all'estero, New York, Los Angeles oppure Manchester, quelli che sono i denti che poi dei robot durante la notte e durante il giorno vanno a produrre, a stampare, a fresare. Noi abbiamo poi dei semi-lavorati dove l'odontotecnico dà, diciamo, il lato finale estetico e di perfezionamento dei contatti e vengono poi montati in ore nella bocca del paziente. Abbiamo compresso così fino a 4 volte i tempi di lavoro, significa che possiamo fare nello stesso tempo 4 volte di più. Ecco, dottor Palmas, tu pensi che il nostro Paese si potrebbe ottenere uno sgravio simile per lavori importanti? Assolutamente sì, siamo In che di modo, fronte però? a una rivoluzione. Stiamo di fronte alla rivoluzione industriale degli oggetti, dove gli oggetti vengono ormai stampati con stampanti 3D. È possibile acquistare dei file, per esempio, di oggetti. Già stanno nascendo degli store online dove tu acquisti il file e con la stampante in casa te lo puoi stampare. Immagina quello che è l'abbattimento del costo degli oggetti che si avrà in futuro, in un futuro immediato. Noi già lo stiamo vivendo nel dentale. In Italia, pensa se l'Italia avesse la sua fabbrica di impianti dentali, i suoi laboratori statali, sì, e a fine con stipendi statali dati a medici che operano nel settore salute, quindi che aiutano i malati a guarire, insomma pagati a stipendio statale, avremo la sanità pubblica nuova 2.0. Si potrebbe fare. Ecco, che tipologia di paziente arriva nella tua clinica all'estero? Arrivano pazienti che hanno delle patologie complesse, pazienti che hanno perso i denti per cause come la piorrea, la parodontite, con cause genetiche, quindi che portano a perdere i denti, pazienti che devono rimettere tutti i denti su impianti e anche ricostruire le basi ossee. Lì serve fare l'abito su misura, un lavoro molto sofisticato, complesso, non si può andare a fare lo stesso lavoro uguale per tutti. Per questo serve non solamente il robot, ma soprattutto l'essere umano, il medico, il chirurgo, il protesista che fanno i denti su misura. Ecco, che cos'è la ricostruttiva completa della bocca, esattamente? La ricostruttiva completa della bocca sono pazienti che devono rimettere in assetto tutto il terzo inferiore del volto. Prova a immaginare una persona che ha perduto completamente il naso, le cartilagini, le basi ossee. Noi dobbiamo andare a risimulare con materiali artificiali e in maniera invisibile all'occhio delle persone che stanno vicino, al partner, quella che è la dentatura e soprattutto i tessuti di sostegno. Questo si fa con materiali duraturi che durano 20 anni, 30 anni. Ci sono alcune nazioni dove ancora oggi non si possono utilizzare, non perché non si possano utilizzare, ma perché i pazienti
pazienti non hanno tutti quei soldi di accedere a materiali top di gamma, di fascia alta, elevata, materiali che poi, non parliamo di un solo materiale, si può arrivare fino a 4-5 tipi di materiali utilizzati allo stesso tempo per ricostruire una bocca, verrebbero lavori costosissimi, allora lì si scende purtroppo a compromessi economici e ci si mette in bocca dei denti che sono di fascia bassa. Purtroppo curare a metà un paziente, solo un'arcata e l'altra no, oppure usare materiali di fascia bassa, non è proibito, nel senso se il paziente può permettersi quello, pazienti addirittura che non possono neanche accedere alla fascia bassa, per questo noi lottiamo all'estero per il diritto umano alla salute, perché io trovo che sia grave che ci siano pazienti ad oggi che non possano accedere alle cure Ecco, tu tra di l'altro hai fascia scritto anche alta. un libro in merito, no? Sì, ti ho portato qua una copia, oggi è il libro che parla proprio di questo, diritto umano alla salute. Io penso che non sia utopico, ma che sia un argomento che debba essere portato fino in Europa, perché la sanità nuova deve essere costruita in maniera onesta. Non penso che in uno Stato possa convivere il privato col pubblico, perché sennò ci sarebbe il rischio che dentro agli ospedali girino bigliettini da visita di studi privati e quindi la sanità pubblica diventi semplicemente uno specchietto per allodole per poi portarsi privatamente Certo. i pazienti. Io penso che questo sia uno dei grossi blocchi alla sanità pubblica, ovvero il fatto che esiste il privato. Un medico, se fa il pubblico, può anche fare il privato, potrebbero esserci conflitti di Un po' di interessi. conflitto di interesse. Ecco, ma nei tuoi centri attirate solo pazienti italiani o arrivano da tutto il mondo? No, arrivano da tutto il mondo, parliamo 8 lingue, noi oggi possiamo anche inviare i file dei denti che abbiamo realizzato al paziente di New York e glieli possiamo inviare Questo grazie via alla mail. telemedicina? Sì, grazie alla telemedicina, che è Ecco, la spieghiamo bene che possibilità. cos'è la La telemedicina. telemedicina, tu immagina, arrivi al mio policlinico, io ti faccio una fotografia 3D dei tuoi denti e tu riparti in Italia. Ok, Ti mando sullo smartphone una fotografia 3D, quindi un modellino 3D del nuovo un sorriso. po' come questo che stiamo Sì, tu vedendo? approvi, non mi piace, ok, ti cambio la forma dei denti, te lo rimando, tu dici ok, mi piace, bene, il robot stampa quei denti e a quel punto li posizioniamo nella tua bocca. Tu hai una dentatura nuova di denti che erano reali, stati scannerizzati e la grande novità è che è possibile ripararli anche a distanza, perché se ti si stacca un dente io posso in futuro, anche tra 20 anni, ristamparlo addirittura con materiali nuovi che ieri non esistevano, perché abbiamo il file 3D dell'oggetto che è stato il manufatto protesico inserito nella bocca. Questo è utile anche per tutti quei pazienti che hanno bisogno poi di assistenza. Immagina un'automobile fatta a mano o un'automobile fatta con il computer. Io ti do in pennino i file della tua automobile, se ti si rompe il paraurti, un domani con la stampante che costerà pochissimo nella tua città verrà ristampato. Quindi tutto questo grazie alla tecnologia. Tecnologia, telemedicina, internet, scambio dati e digitalizzazione del paziente. Possiamo scannerizzare il paziente, non solo fare le TAC e esami radiografici 3D, ma possiamo addirittura pianificare i denti in 3D, in virtuale, prima ancora di produrli e vedere tutte le criticità prima ancora di andare con la lavorazione fisica. Ecco, tutto questo mi permette, come mi dicevi prima, di avere abbattere i clienti, di abbattere i costi, di avere clienti da tutto il mondo. Possiamo dire che siete una clinica, un centro internazionale? Siamo un centro pionieristico di ricerca internazionale e sviluppo di bocche bioniche, come le chiamiamo noi, che serve questo termine sempre per tenere i piedi per terra. Ricordiamoci che sono sempre materiali artificiali con i loro limiti e guai a illudere il paziente che si stanno mettendo dei denti nuovi in bocca come quelli di madre natura. Ecco, secondo te, Corrado, finirà tutto questo, questa, tra virgolette, moda, chiamiamola moda del turismo dentale? No. No? È un po' come l'inizio di una grande rivoluzione dove sarà sempre invece più di moda avere magari l'ottorino a Parigi, il dentista in Moldavia, l'ortopedico che ti eseguirà la chirurgia a Dubai. Però l'importante è che siano sempre persone qualificate che lavorano all'interno Certo. dei tuoi centri. Facciamo attenzione alle reti commerciali, agli approfittatori, le chiamo io gli sciacalli della salute, che approfittano dello stato di indigenza oppure di malattia delle persone e cercano di convincerle a curarsi in cliniche che magari non sono le cliniche adatte a loro.
perché poi quelle cliniche, per non perdere i traghettatori che gli portano i pazienti, potrebbero essere costrette, ricattate a curare comunque quel paziente. Ecco, certi interventi chirurgici possono essere fatti da qualsiasi dentista? Diciamo che se il dentista ha fatto l'appropriato training può eseguire l'intervento chirurgico, le protesi, però posso dirti che un'arcata completa, bocca completa come quelle che facciamo noi, abbiamo circa 30 persone che entrano in gioco durante la produzione, quindi il progetto. Io da solo non riuscirei a fare tutta l'arcata. Quindi ci vuole Serve proprio il team. laboratorio, team, sempre più che mai oggi serve un team perché sono lavori molto sofisticati come il motore di una nota automobile da Formula 1. Però ho visto che siete anche tanti e soprattutto giovani. L'età media dei tuoi colleghi, Corrado? Abbiamo dai 30 ai 35 Ah. anni, però diciamo che in Moldavia si fanno tante ore di volo da giovani e a 30 anni si arriva con già tanta esperienza e ore di volo cumulate. Allora complimenti, io ti Grazie. ringrazio, grazie a Corrado Palmas di SOS Turismo Dentale per essere stato qui con noi. Noi invece ci prendiamo una piccola pausa ma torniamo subito dopo la pubblicità nel salotto di Tanta Salute. A tra poco.